poco, Naturalmente è più importante quello di Bersani il microfono, però mi fa piacere vedere tutta questa gente. Ecco Bersani, partiamo subito, siccome anche nei saluti che hanno preceduto questa chiacchierata si è parlato molto inevitabilmente di Italia e di lavoro, e tu a Reggio Emilia, chiudendo la festa del Partito Democratico, la festa nazionale del Partito Democratico, hai detto parliamo d'Italia. E partiamo da qua. Allora, oggi c'è stata appena finito, anzi forse ancora in corso, l'incontro tra governo e sindacati. Le emergenze sono tante, il tema del lavoro è sempre più drammatico, e Monti stamattina ha ammesso che alcune misure che ha preso il governo in effetti hanno fatto aumentare la recessione. Ve ne eravate accorti per caso? Sì, poi Monti dice che questo è il passaggio stretto, insomma, per arrivare a tempi migliori. Ecco, io devo dire questo: se guardiamo i dati che abbiamo davanti, sia quelli che ci arrivano da tutte le statistiche, sia quelli che ci arrivano dalla conoscenza della vita reale, perché poi ognuno di noi cerca di stare in mezzo alla gente, io mi faccio questa domanda: ma chi sta dicendo che noi stiamo andando verso il meglio non so che termometro abbia, ecco, per misurare la febbre, francamente, perché io i termometri che uso e che consiglio di usare sono il lavoro, cioè il numero degli occupati, i consumi, e in particolare i consumi della gente comune, terzo gli investimenti che possono dare lavoro. Ora, tutti e questi tre termometri segnalano febbre alta, e anzi devo dire, e sarà ora di dirlo, e lo dirò insomma con una qualche forza, che se uno guarda i numeri che sono arrivati in questi giorni da tutta Europa sull'ultimo trimestre, può vedere facilmente che l'Italia è uno dei pochissimi paesi, sono 2 o 3 o 4, che l'anno prossimo afferreranno il famoso pareggio di bilancio, ci arriveranno vicinissimi, e poi in un'altra tabella risulta che noi, tranne la Grecia, siamo il paese in Europa con la recessione più forte. Ora, questo è un problema nostro, è un problema anche dell'Europa, un po' un paese così grande come il nostro avvitarsi in una recessione senza che delle conseguenze vengano anche in Europa. E quindi io dico questo molto semplicemente, insomma, io non chiedo di andare a chiedere modifiche dei patti, non chiedo di andare a sollevare problemi nel quadro degli accordi presi, compresi quelli capestro che hanno sottoscritto Berlusconi e Tremonti per disperazione negli ultimi mesi. Io chiedo tuttavia che col buonsenso e con margini, diciamo, di dialogo con la Commissione europea, intanto si possano trovare dei minimi margini per rianimare un po' l'economia nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, perché crescita è una bella parola, per l'amor di Dio, ma oggi noi abbiamo la recessione e bisogna fronteggiare e limitare la recessione. Come? Prendendoci qualche margine per fare un paio di cose, adesso senza stravolgere il mondo, ma insomma, primo, un po' di liquidità deve girare. Quei provvedimenti che sono stati annunciati, eccetera, ancora nel circuito dei pagamenti, a cominciare nel circuito banche, sistemi locali, piccole imprese, pagamenti fra piccole imprese, pagamenti dello Stato verso le piccole imprese, liquidità delle banche verso le piccole imprese, noi non abbiamo ancora fatto un passo significativo, bisogna farlo. Secondo, un po' di lavoro subito non è fatto dei pur utilissimi grandi piani che vengono annunciati, per amor di Dio, sono d'accordo, il piano delle grandi infrastrutture, il piano degli aeroporti, benissimo, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa che parta subito. Cioè, voglio dire, la Salerno-Reggio Calabria piuttosto che non so quale grande opera
beve quel che beve, tu metti i soldi che vuoi, i cantieri sono quelli lì. Io dico, abbiamo i comuni che non sono in condizioni in questo momento di fare investimenti e sono gli unici in Italia che possono far partire subito un piano di piccole opere per dare un po' di lavoro. Terza cosa che farei in quel margine è sollecitare la smobilizzazione, cioè l'impegno anche di risparmio privato in investimenti. Io penso per esempio che rafforzare delle misure a favore di ristrutturazione edilizia, fine ambientali, della casa, di interventi per l'abbellimento, per l'antisismica, per l'ambiente, per l'efficienza energetica, per il risparmio energetico, nelle case, nelle farmacie, potrebbe dare un po' di lavoro. Sto dicendo cose che abbiamo sperimentato che funzionano, perché non sto dicendo cose che abbiamo mai fatto, sono cose che negli anni di centrosinistra abbiamo fatto e hanno dato un po' di lavoro. Dopodiché vediamo nell'insieme delle politiche economiche come trovare dei margini ulteriori, bisogna che si abbassino i tassi, benissimo, gli spread, e quindi l'anno prossimo avere meno carichi sul debito e quindi qualche soldo in più per lo sviluppo, tutte cose, ma adesso io sto parlando dei prossimi mesi, perché non la vedo chiara nei prossimi mesi. Così come diceva il segretario provinciale, noi dobbiamo avere lì un tavolo, ma sul serio, ma noi abbiamo a rischio dei pezzi del nostro settore industriale, dei pezzi delle nostre attività produttive. Se davvero, io mi auguro di no, penso di no, ma se davvero si restringesse la base produttiva stabilmente nel nostro paese, ma noi non c'è spread che tenga, cioè noi non riusciamo a tenere i conti a posto, a mantenere il welfare, quindi noi dobbiamo al massimo d'attenzione lì. E quindi dico, io quando vedo i giornali invasi, discussioni pure di cose importantissime, che è la finanza, gli spread, che è importantissimo, però vedo poca attenzione sulla vita concreta dei cittadini, l'andamento dei prezzi per esempio. Ma poi la gente discute di benzina, ragazzi, cioè, giustamente. E noi adesso era verissimo che passa, tutti discutano benissimo, sono d'accordo, dice guarda, non mettiamo l'IVA dei project financing per le grandi opere. Ma è l'IVA che lo Stato prende in più sull'accisa quando aumenta il prezzo della benzina, quella andrebbe sterilizzata. Stiamo parlando di 400-500 milioni di euro soltanto nei primi 3 o 4 mesi, stiamo parlando di noccioline, con i prezzi che salgono troppo. Quindi insomma, non la faccio lunga, concretezza, attenzione a questi mesi, perché non è affatto vero che la febbre sia calata. E io capisco le preoccupazioni degli imprenditori e dei sindacati, che immagino oggi, non so ancora come finirà questo incontro, ma credo che ci siano fatti sentire su questo. Appunto, Monti ha chiesto più impegno dalle parti sociali, insomma, ecco, dalle prime notizie che sono uscite, la Camusso gli ha detto che non dipende soltanto dalle parti sociali far ripartire il paese, ma la parte principale, questo gli ha detto anche Angeletti, la deve fare il governo. Ma insomma, io sono abituato a questo, tocca a noi, io cercavo di dirlo, non ho potuto sviluppare il tema a Reggio Emilia, ma qui il dibattito è sì o no alla concertazione. Negli ultimi mesi abbiamo avuto una specie di discussione abbastanza astratta fra chi ritiene che ci voglia la concertazione eccetera, e anche una certa inflessione un po' in ambienti anche di governo, che magari qualcuno ha pensato che se tiri via quel che c'è di mezzo che ti impedisce sempre di fare qualcosa, arrivi prima. Questa è infondata, questa cosa è infondata. Io ne ho fatte di riforme, credo anche un po' più crude a volte di quelle che sono state fatte adesso, perché qualcuno mi correva dietro anche di notte, però le ho sempre fatte discutendo, senza dare il diritto di veto a nessuno, ma sempre discutendo con i sindacati, con i lavoratori, eccetera, eccetera. Perché non sono mica dei matti, no? Cioè, gente che sa benissimo le condizioni in cui siamo. Detto questo, non van bene neanche quei riti dove tu ti metti insieme là nella sala Verdi 45, fai 2 chiacchiere, poi uno viene giù, dice la sua. No, ci vuole un modo, diciamo, per concordare dei patti esigibili. Allora,
Stiamo parlando di chiedere un contributo alle forze sociali, benissimo, a fronte di che? Stiamo parlando per esempio di un meccanismo che solleciti gli investimenti che danno lavoro nelle imprese? Cioè stiamo parlando per esempio di aiutare le imprese alleggerendo il carico fiscale sugli investimenti che danno lavoro? È così? E a fronte di questo chiediamo ai sindacati di discutere una flessibilità organizzativa, non la precarietà, la flessibilità organizzativa per usare al meglio quegli investimenti? Stiamo facendo questo ragionamento? Beh, allora dopo 6 mesi si va a vedere, perché ci sono le statistiche di quanti investimenti sono fatti, di quanti accordi ci sono fatti, posso venire a fare le statistiche, si può benissimo capirlo, perché è capitato anche noi, siamo stati un po' scottati, no? Il governo Prodi, diede 5 punti di cuneo fiscale e questo non ha corrisposto a un aumento degli investimenti. Qui bisogna e se no si sospende, bisogna fare una verifica continua. Assolutamente, una verifica continua, ma su oggetti concreti. Ma sto parlando di industria, posso parlare, che ne so, incontro quelli dei commercianti, Confcommercio, Confederazione, eccetera. Qual è l'obiettivo? Che ne so, fare in Italia 100 centri commerciali naturali nei centri storici? Cosa ci mette il governo, gli enti locali? Cosa ci mettono? Da qui a un anno vediamo se ci sono o no, e così via. Perché una concertazione troppo astratta ha portato sfiducia. L'assenza di concertazione e di discussione ha portato dei disastri anche. Parliamoci chiaro, se ci si fosse ascoltati di più, questa mi brucia, la questione degli esodati non ce l'avremmo, è chiaro? Perché alla fine, dopo tanti anni, siamo un po' tecnici tutti, no? Siamo un po' tecnici tutti. È una grande riforma delle pensioni che dura durissima, la devi fare con una fase di transizione da fare. Se pensi che non sia così, dici, ma noi cosa dicevamo? Dicevamo, ok, mettiamo un reddito di flessibilità, 62, 70, 63, 69, 61, vediamo, chi va prima prende meno, chi va dopo prende di più, e se c'è un'impresa che vuole esodare darà qualcosa per coprire quel che uno ci smena nei primi 2 o 3 anni. Era una riforma, dice, ma costa di più, ma adesso li devi tirare fuori i soldi. Come voi lasciate la gente senza salario, senza pensione, senza ammortizzatori, senza niente? Ma dov'è in Europa? Adesso li devi tirare fuori. A proposito, visto che abbiamo toccato il tema pensioni, se il centro-sinistra andrà al governo, ritoccherete la riforma delle pensioni solo sulla questione esodati, che quella mi pare scontata, o anche su altri punti? Ma io su questo invito, perché quest'agosto ho letto dei commenti di qualcuno su grandi giornali che chiedevano a me o a noi, dice, vorrete tornare indietro dalla riforma Fornero, cosa diranno i mercati, non i mercati? Quindi si pone già il tema che se uno cancella un'ingiustizia colossale si sta rimangiando la parola nel mondo. Vorrei dire a quei commentatori lì che provassero loro fisicamente, personalmente, con la loro famiglia, a trovarsi 4 o 5 anni senza niente.